Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Oggi vi portiamo un aggiornamento importante sulla situazione di Mario Rui, il nostro terzino sinistro portoghese, che continua a rimanere ai margini del progetto di Antonio Conte. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a mettere un like a questo video e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Mario Rui ha chiesto formalmente di essere reintegrato nel gruppo, ma Conte e il club sembrano avere altre idee. Il mister ha chiarito sin da subito le sue intenzioni, confidando in Olivera e Spinazzola per il ruolo di terzino sinistro. Questo lascia Mario Rui in una posizione delicata, considerato ormai un corpo estraneo nella squadra. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono allineati sulla decisione. Il terzino portoghese non sarà reintegrato e il Napoli tenterà di trovargli una nuova destinazione già nel mercato di gennaio. La scelta è chiara, il progetto tecnico non prevede più spazio per Mario Rui e si cercherà di concludere la sua esperienza in azzurro il prima possibile. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Credete che sia giusto non reintegrare Mario Rui o merita un'altra chance? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna notizia sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!